glicogeno utilizzato, sprecato, terminato. So, in my theory, in my principle, I don't break down the muscle tissue. I don't take the house and break the house and then rebuild a new one. This is what most of the people are doing it. I don't believe in that. Instead, quindi il suo metodo non è quello della vecchia scuola di distruggere la fibra muscolare per poi farla ricostruire. Lui ha usato l'esempio: non distruggo la casa per poi dopo riedificarla. Instead, I make sure to have all the anabolic nutrients. So when I'm already training and I have this maximal stimulation of exact muscle fibers I want to develop, I make sure that then, during the training, I have a highest anabolism instead of basically becoming catabolic. So most of you guys, when you train, you become catabolic, breaking down. Why would you want to do that? Why would you ever want to be catabolic? You don't need to, you don't have to. So instead of breaking down and then replenish what you have lost, why lose what you already have? Build it on top of it. This is what I do. La sua idea infatti è: perché dover arrivare al catabolismo come arriviamo tutti quando ci alleniamo? Meglio fermarsi prima, nutrire il muscolo durante l'allenamento nel momento che rischia di diventare catabolico, in modo che non dobbiamo perdere tutto e poi ricominciare da capo, ma continuiamo da quel livello là già raggiunto. So with this principle really I trained most of the athletes that I mentioned. They went to Mr. Olympia, and if you follow my athletes, you can see that in a matter of a couple of months they improve more than people do it in 1 year. Questo è appunto il principio con cui ha seguito gli atleti, che i suoi professionisti adesso all'Olimpia, e in pochi mesi hanno avuto dei risultati notevoli paragonabili a quelli di altre persone in anni e anni. And usually how it normally goes in sport, most of the fans believe that I do some special drugs, a special kind of steroids or something. This is usually what I hear. Oh, they go to Milos and he is doing something crazy. No, it's nothing about drugs, it's everything about nutrients. So che magari parlano un po' alle mie spalle e dicono: vabbè, gli atleti quando vanno a farsi preparare dal Milos fanno delle cose pazzesche, usa chissà quali prodotti proibiti. Invece no, è quello su cui mi sono basato e che ha cambiato tutto, è stato questo principio, di non arrivare al catabolismo ma di nutrire il muscolo nel momento in cui potrebbe diventare catabolico. So instead of training and breaking down everything and then usually taking post-workout shake like most of you guys do, when blood is going out of the muscle. So blood is not anymore in the muscle, it's actually leaving the muscle. This is when you guys actually do the post-workout shake. And why is that? Infatti, perché poi prendere adesso va molto di moda ed è un'idea della vecchia scuola, questo di aggiungere le proteine, uno shake proteico alla fine dell'allenamento, non ha senso, perché a quel punto lì il sangue sta già abbandonando i muscoli, è già andato nei muscoli durante l'allenamento e lì sta già uscendo. Non ha senso, mi si è sempre domandato perché arrivare a quel punto o nutrirlo quando il muscolo, quando ormai è tardi. So this is really the message that I want you really to understand. And then if you guys have any questions, please ask me now when I'm here, to really overcome any of the obstacles that you guys might have. My principle is really mine, that not too many people follow just because they really don't think about it. It's not that they don't believe it, but a lot of people never thought about it. Now when I tell you, I hope you're going to find a sense and logic, and at least you're going to try it. But what I'm already telling you, it's proven in hundreds of guys in many cases, and even people that were skeptical, that they tried it, were amazed with the results. Very, very fast. You're not going to have to do this for 2-3 months. In 1 week, you can see the huge difference. Questo è il suo principio, quello che ha provato con successo in centinaia di atleti, e i risultati li hanno visti in settimane, non in mesi o in anni, ed è un principio che lui spera di avervi passato oggi, di avervi fatto riflettere, perché molte persone sono scettiche su questo principio, perché magari non ci credono, non vogliono stare a riflettere, ma ovviamente se ci pensate la cosa ha un senso ed è logico che nell'organismo avvenga questo, ed è sensato questo tipo di allenamento e di nutrizione. E avete l'occasione adesso di fargli domande e lui vi invita a fargli delle domande.
La domanda è stata quale tipo di integratori sono da prendere durante l'allenamento, in particolare tra una serie e l'altra. Which supplements in between sets? My specifics again. You only want to have in the blood something that builds muscle and inhibits the metabolism. Qualsiasi cosa aumenta la massa muscolare, vuoi avere nel muscolo qualsiasi sostanza che ti possa aiutare alla crescita, aumento della massa muscolare e a inibire il catabolismo. Quindi lui non ha detto specificatamente quale. It's a drink, it's really a continuation on the first drink. It's just addition to. During the training you need high levels of branched-chain amino acids for anti-catabolism. But again, there's specific essential amino acids, specific amount, because too much is not good, and very limited. You don't need numerous non-essential amino acids because they compete for absorption, number one. They slow down absorption as well, and then a lot of it can oxidize, convert it to glucose. So it has to be specific. Questo integratore, questo drink da bere durante le serie è una continuazione di quello che si beve mezz'ora prima, però ovviamente è più ricco sul profilo dell'aminoacidico perché c'è il catabolismo e quindi gli aminoacidi aiutano a contrastare questo. Ovviamente però è ricco di aminoacidi ma non tantissimi perché alcuni sono tra loro antagonisti o si riprendono. Ok, avete penso afferrato il concetto del nuovo metodo di Milos. Per tutte le altre domande Milos è a vostra disposizione nell'ingresso del palazzetto allo stand V-Power. Vi ringraziamo e alla prossima. Thank you for the promoter, and I just want to say that from a month from now, the V-Power is going to have my supplements. Is going to be the first one in Europe to have Colosseum Nutritional Supplements. Milos vuole ringraziare il signor Franco Fabbri per l'ospitalità e vi ricorda che questa sua linea di integratori poi sarà importata in Europa dalla V.